Buonasera a tutti e benvenuti all'Ateneo Veneto. E con l'incontro di oggi l'Ateneo Veneto continua ad occuparsi delle grandi mostre che vengono allestite nel nostro territorio. Ricorderete che abbiamo ospitato la dottoressa Serena Bertolucci 2 volte per delle mostre che sono state allestite all'M9 e oggi siamo molto felici di ospitare la dottoressa Barbara Guidi, direttrice dei Musei Civici di Bassano. La direttrice è stata la curatrice, l'organizzatrice di recente di molte mostre importanti. Ricordo Palladio, Bassano e il Ponte, Invenzione, Storia e Mito, una su Canova, un'altra ancora su Canova, Genio Europeo, una sui Bassano raccontando la storia della famiglia di pittori, una sull'arte dell'incisione a Venezia. Sono tutte mostre che hanno importanti e che hanno riscosso molto successo, e credo che anche questa volta, dottoressa Guidi, tu abbia fatto il botto con la mostra di Giovanni Segantini. È una mostra che ci restituisce l'opera dell'artista, direi nella sua interezza, visto l'arco temporale che copre e il notevole numero di opere che sono esposte, anche grazie a prestiti nazionali e internazionali, ma ci restituisce anche la sua pienezza artistica. Segantini, non più letto nel suo romanticismo di vate solitario delle vette alpine, ma come un artista strettamente legato alle correnti artistiche del suo tempo e anche audace sperimentatore. E le vette, i prati, gli animali che l'artista ha dipinto non sono, diciamo, propri del nostro Veneto, perché sappiamo che Segantini ha vissuto in altri territori, anche se vicini, ma l'iconografia della montagna che lui ci consegna è la stessa delle nostre vette, dei nostri prati e dei nostri animali, perché Segantini dipinge delle figure paradigmatiche, potremmo dire, per tutti i territori alpini. Territori a me particolarmente cari, scusate la notazione personale, perché io sono nata tra le montagne. Non stupisce quindi che questa mostra si inserisca a pieno titolo nel programma ufficiale dell'Olimpiade Culturale Milano Cortina del 26, altro grande successo della dottoressa Guidi, cui va il nostro ringraziamento. Olimpiade che vede uno stretto contatto dell'Olimpiade invernale, che vede uno stretto contatto dell'uomo con la natura, quel rapporto che Segantini ha indagato praticamente in quasi tutta la sua opera e che ci riporta, nonostante i suoi quadri sembrino, come dire, eternare quei paesaggi e fissarli definitivamente nel tempo, rapporto con la natura di stretta attualità. Se pensiamo ai cambiamenti climatici, se pensiamo a come l'uomo sia intervenuto bene o male sulla natura, Venezia ne è un esempio, e quindi diciamo Segantini ha ancora molto da dirci ed è un pittore ancora molto attuale. E mi taccio perché l'illustrazione della mostra andrà a chi è competente e quindi alla dottoressa Guidi, che ringrazio davvero per la partecipazione a questo incontro e cui lascio la parola. Ringrazio la Presidente Magaraggia, ringrazio l'Ateneo Veneto per questo graditissimo invito a presentare la mostra Giovanni Segantini. Come diceva la Presidente, può sembrare strano che il Museo di Bassano del Grappa abbia deciso di omaggiare Giovanni Segantini, questo pittore che non ha un diretto legame con il nostro territorio, con il nostro museo. Ma il nostro museo, che è uno dei più antichi e importanti del Veneto, oltre a conservare importanti collezioni, ha anche una tradizione espositiva di tutto rispetto.
e in questo inverno, a cavallo tra il 2025 e il 2026, anno delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, quindi Olimpiadi che riuniscono la regione Veneto e la regione Lombardia in questo omaggio alla montagna, ci è sembrata la scelta più giusta per unire la volontà di rileggere e celebrare uno dei più grandi artisti e più grandi pittori di tutti i tempi, non solo italiano, ma mi permetto di dire europeo, e capirete perché. Il suo immaginario, l'immaginario della natura, della montagna, proprio perché Bassano del Grappa e la Regione Veneto hanno un orizzonte comune con questo pittore, che è questo orizzonte montano, alpino, no? Da noi la pedemontana e comunque le Alpi venete ci permettono di legarci idealmente a questo cantore di questo universo naturale straordinario. La mostra è una mostra importante, è una mostra che ci propone appunto di rivedere, di conoscere questo artista a 10 anni dall'ultima grande mostra che gli è stata dedicata. È una mostra importante perché appunto a così tanta distanza dalla precedente, ma anche grazie a recenti studi, scoperte che abbiamo voluto portare, ci permetterà di guardare con occhi nuovi l'opera di questo straordinario pittore. Sono quasi 100 le opere che presenteremo e che vi permetteranno, se verrete a Bassano, di ripercorrere l'intera parabola artistica di Giovanni Segantini, dai primi dipinti, dagli esordi milanesi fino alle grandi visioni simboliste che lui dipinge a 3000 metri di altitudine tra le vette dell'Engadina. È una mostra che si articola un po' come un viaggio, è una mostra che di fatto idealmente segue l'itinerario di vita e spirituale e artistico di questo artista, che parte da da una pittura incline alla rappresentazione della realtà studiata dal vero, verso una sublimazione attraverso la tecnica di visionista, che è una tecnica assai particolare che vi illustrerò via via con i dipinti che vedremo. Gli permette appunto di sublimare questo universo e di passare dal reale all'ideale in un percorso che ha un tempo cronologico e geografico. 4 le sezioni del percorso di mostra, con altrettanti approfondimenti che ci faranno appunto ripercorrere l'intera carriera di questo straordinario pittore. Allora io mi addentrerei, sperando che funzioni la condivisione dello schermo, nella prima sezione della mostra che ci accoglie, quella appunto degli esordi milanesi. Allora, come vi dicevo, Segantini nasce in Trentino, nasce ad Arco, una piccola cittadina del Trentino, quando il Trentino allora era parte della contea del Tirolo, che a sua volta era parte dell'impero asburgico. È un pittore che è un giovane che cresce in condizioni difficili, in un contesto economicamente e socialmente disagiato, ma per il quale la pittura, di fatto, a cui arriva per caso da autodidatta, rappresenta per lui un percorso di riscatto e di successo, tanto che quando arriva nei suoi ultimi anni, questa breve ma intensissima vita, perché muore a soli 41 anni a 3000 metri di altitudine mentre sta dipingendo il suo ultimo capolavoro, il Trittico della natura, Segantini era considerato come uno degli artisti più importanti e più celebrati d'Europa, quasi una vera e propria star, potremmo dire, di lui. Era quasi entrato nella legenda.
tutta la sua pittura e tutta la sua arte, appunto, come dicevo, sarà segnata da due elementi cruciali, da questo profondo legame con la natura in vario modo e con la montagna, e da una ricerca instancabile della luce intesa come energia vitale e spirituale. Questa ricerca della luce, della verità, in qualche modo inizia proprio quando Segantini muove i primi passi. Da Arco si trasferisce, ancora bambino, viene trasferito dal padre a Milano. Aveva perso la madre quando era ancora molto molto piccolo, subito dopo resta orfano anche di padre, viene affidato ad una sorellastra, questa sorellastra che viveva a Milano. A Milano di fatto lui vive sin dal 1878 e in questa Milano, che era un luogo molto diverso dalla città che conosciamo oggi, che era un luogo pieno di contraddizioni, un luogo di lavoro povero e disperato, lui trascorre alcuni anni turbolenti, durante i quali addirittura finisce in riformatorio. Inizia dapprima a lavorare come garzone di bottega in uno studio fotografico, poi da un decoratore, Luigi Tettamanzi, fino ad arrivare a iscriversi, a frequentare l'Accademia di Brera nei corsi serali, accademia però che ben presto abbandona. Uno dei primissimi quadri che troverete nella mostra è questo autoritratto, il primo autoritratto cosiddetto giovanile, in cui Segantini si ritrae a soli 21 anni, quando era ancora studente appunto a Brera. Questo volto fiero, questi capelli arruffati che vedete, lo sguardo deciso, no? Che guarda un po' in alto fuori dal dipinto, ecco, tutto in questo ritratto richiama l'immagine dell'artista scapigliato, dell'artista ribelle e insofferente alle regole dell'insegnamento. Un quadro con il quale Segantini sembra quasi già consegnarci una dichiarazione di indipendenza. Ecco, come vi dicevo, com'era questa Milano che lo accoglie e che lui non amerà mai e da dove fuggirà ben presto. Era questo luogo di lavoro povero e disperato, gli ambienti artistici erano di fatto divisi, nettamente spaccati in due. Da una parte c'era l'accademia con i valori della tradizione, dall'altra c'era questa voglia di rinnovamento di giovani artisti che il pittore di Arco frequentava. Tra questi c'erano alcuni pittori che saranno posti anche in confronto con le opere di Segantini nel nostro percorso. Tra cui c'erano Emilio Gola, Mose Bianchi, Filippo Carcano, tutti artisti di grandissima fama da cui Segantini trae ispirazione. Sempre a Milano Segantini, oltre a intraprendere la carriera dell'artista, fa anche un incontro che sarà determinante per la sua vita privata. Conoscerà Luigia Bugatti, detta Bice affettuosamente, che era la sorella del celebre designer Bugatti, che poi diventerà sua compagna per la vita e gli darà 4 figli. Però, proseguendo nel percorso, io andrei a mostrarvi alcuni dei quadri che saranno esposti in mostra. Questo, il coro della chiesa di Sant'Antonio, è uno dei primi che lui dipinge appunto quando era studente a Brera, e forse lo possiamo considerare proprio il primo capolavoro di Segantini, questo Segantini giovanissimo ma che già dimostra delle spiccate doti di pittore. È un dipinto che è stato realizzato dal vero sul posto, quindi dentro la chiesa, dentro la chiesa di Sant'Antonio a Milano. Vediamo questo interno del coro. Dovete notare che tutto il quadro è costruito tramite la luce. Vediamo questa luce che entra all'interno della sagrestia, dalla finestra, la vediamo entrare dalla finestra,
definisce completamente lo spazio del dipinto e accende, no, questi colori che sono colori intensi, saturi. Questo effetto dei raggi che scolpiscono di fatto, bagnano gli arredi e ce li descrivono, gli arredi del coro con le sedute, accendono la veste del chierichetto che sembra veramente sprigionare, lo vedrete quando sarete in mostra, sembra sprigionare luce. Sono effetti veramente pittorici, veramente sorprendenti. È un'opera ancora tradizionale, ma che però già ci mostra questa spiccata capacità e sensibilità di Segantini per quella ricerca formale e soprattutto luministica che poi piano piano, progressivamente lo condurrà al cosiddetto divisionismo. Segantini, come vi dicevo, era un animo ribelle e appassionato e di fatto desiderava con la sua pittura esprimere sentimenti ed emozioni. Questo desiderio, questo anelito fa sì che prendesse a modello alcuni maestri della generazione immediatamente precedente, i cosiddetti pittori scapigliati. Due nomi fra tutti che voi avrete senz'altro sentito, che sono Tranquillo Cremona e Daniele Ranzoni. Come vi dicevo, noi alle opere di Segantini affianchiamo puntualmente, in alcuni casi specifici, proprio per far comprendere meglio l'evoluzione della sua pittura, opere di questi maestri che lo hanno in qualche modo ispirato, da cui lui ha tratto naturalmente degli insegnamenti per evolvere il suo stile. Uno di questi confronti in mostra è rappresentato da questi due quadri che vedete, uno appunto di Tranquillo Cremona, il falconiere sulla destra dello schermo, e l'altro è l'interpretazione che Segantini ne dà una quindicina d'anni più tardi, c'è una generazione che li separa, col dipinto appunto intitolato La falconiera. Ecco, questi quadri sono emblematici tanto della poetica scapigliata, per questa pittura capace di evocare degli stati d'animo, delle emozioni, che per quella diciamo che cerca di fare Segantini, che in questo momento sta cercando di così sondare, provare a dimostrare la propria capacità di governare i contrasti tra la luce e l'ombra. Mediante queste sperimentazioni audaci e questa scelta di soggetti anche un po' anticonvenzionali, no? Però Segantini in questo momento è un pittore che sta ancora cercando la sua strada, non si è formato, sta assaggiando molte cose, sta tentando di dimostrarne altrettante. Lo vediamo in un dipinto come questo, in Aliglio a Ponte San Marco. Vediamo che Segantini prontamente abbandona questi toni molto scuri, questa pittura drammatica che abbiamo appena visto, e si dimostra un valente pittore di quella più accattivante pittura di vita moderna, come veniva definita allora, soggetto romantico, la falconiera, ambientato sembra in un altro tempo, e qui siamo nella contemporaneità più attuale, no? Una pittura di vita moderna che aveva diciamo, si era imposta soprattutto in Francia, anche grazie ad alcuni artisti italiani come Boldini, come De Nittis, e questo è un quadro che è assolutamente in piena assonanza con quel genere di dipinti. È una pittura fatta di colori sgargianti, luminosissima, e che ritrae appunto questa attualità cittadina. Però quello che vediamo non sono le signore, le parigine eleganti appunto di Boldini o di De Nittis, che tanta fortuna avevano sul mercato internazionale, bensì appunto queste signore milanesi che passeggiano. Invece è la vita quotidiana meneghina nella popolare zona dei Navigli. Tra questa serie di dipinti che troverete in mostra, uno in particolare si impone per la sua forza, per il suo impatto visivo, che è questo ritratto di signora Luisa Torelli Tagliabue. È un quadro abbastanza grande, è un ritratto appunto assolutamente moderno, contemporaneo,
questa signora elegantemente vestita che regge questo parasole che passeggia appunto per i Navigli, ma è un quadro in cui Segantini dimostra tutta la sua audacia di pittore. È un quadro che non è assolutamente dipinto in maniera tradizionale, ma che è tutto giocato su questi forti controluci tra la figura in primo piano e questo bagliore, questo sole, no, che bagna la scena sullo sfondo, tutto basato sui contrasti netti che tagliano gli edifici e che divengono protagonisti del quadro. Ecco, un quadro come questo all'epoca scandalizzò i critici che lo giudicarono questa figura troppo abbozzata, i colori con cui era stata dipinta troppo stridenti. Un dipinto che invece a noi oggi sembra assolutamente, sorprendentemente moderno e che ci ricorda la pittura di Manet, no? La mostra proporrà anche una selezione importante per numero e per qualità dei pezzi esposti anche nel genere della natura morta, un genere, un aspetto poco conosciuto della carriera di Segantini, ma in cui lui dà prova già a queste date, in questa fase ancora giovanile, di capacità pittoriche veramente sorprendenti. Come vi dicevo, è una selezione di nature morte veramente importante per qualità e per numero. La natura morta, tra l'altro, è un genere di antichissima tradizione, si basa sull'osservazione della realtà e quindi rappresenta un campo per un pittore, un campo di sfida in cui il pittore si misura con la natura stessa, no? Perché deve dimostrare di saperla dominare, restituire esattamente com'è, cioè deve ingannare l'occhio di chi la osserva. Ecco, in questa serie sono all'incirca una decina di capolavori che vanno da composizioni di fiori, con vivande, con cacciagione veramente straordinarie, alcune di queste di una modernità straordinaria. Io amo particolarmente, vi ho portato a far vedere questa meravigliosa oca appesa proveniente dalla Kunsthaus di Zurigo. Questo è uno dei capolavori della fase giovanile ed è veramente una delle più belle nature morte, non solo dipinte da Segantini, ma una delle più belle nature morte della pittura di questi anni. Come potete vedere è un quadro giocato su una ridottissima gamma fatta solo di bianchi, no? E di qualche tocco di marrone, con questa animale appeso. La potremmo definire una sinfonia di bianchi, no? Con cui i Segantini, con queste pennellate sintetiche ma estremamente precise, riesce a restituire il soffice piumaggio di questo animale morto. È un quadro che veramente ha un'intensità lirica straordinaria, è una sorta veramente di poesia del quotidiano. Io trovo che sia veramente uno dei quadri più belli che lui ha realizzato. Come fa Segantini a realizzare questi quadri, ma soprattutto a trovare il modo di guardare, di confrontarsi, di studiare questi maestri a lui contemporanei che lo guidano in questa fase giovanile della sua carriera? Fa grazie a una figura emblematica che sarà ben testimoniata in mostra e a cui si deve, permettetemi di dirlo in qualche modo, l'invenzione del Segantini pittore, la creazione di questo artista e anche del personaggio pubblico che poi Segantini divenne. Il signore che vedete ritratto in questo dipinto è Vittore Grubissy de Dragon. Chi era Vittore Grubissy de Dragon? Era un critico d'arte, era un pittore, ma soprattutto era un mercante d'arte assai avveduto,
possedeva un'importante galleria d'arte con più sedi in Europa che gestiva assieme al fratello Alberto. Vittore fu per Segantini un amico, ma anche un mentore. Fu una sorta di talent scout, come lo definiremmo oggi. Seppe di fatto intravedere in questo giovane ribelle, comunque molto dotato, delle enormi potenzialità e decise di investire su Segantini. Lo prese sotto la sua ala, lo sostenne economicamente, lo istruì facendogli conoscere la pittura contemporanea, quella dei pittori Scapigliati, di Cremona, di Ranzoni. Gli fece conoscere la pittura europea, quella dei grandi maestri francesi e olandesi, come la pittura di Jean-François Millet, di Vincent van Gogh, di Georges Seurat. Segantini si legò a Vittore e a tutta la sua famiglia, al fratello Alberto, alla madre Antonietta, alla compagna di Vittore Luisa Tacchi, al cognato Cesare. Ecco, in mostra troverete una vera e propria galleria di affetti, no? Questa famiglia, la famiglia Grubisi, che divenne per Segantini la sua famiglia. Lui, che era rimasto appunto orfano, si legò profondamente a loro. Però di tutta questa galleria d'affetti effettivamente questo è il quadro in assoluto più bello, il ritratto in assoluto più bello. È un capolavoro straordinario che arriva da Lipsia, dal Museum für Bildende Kunst di Lipsia, e che in Italia è stato, credo, visto molto molto raramente, quindi rappresenta un'occasione unica. Un ritratto straordinario che Segantini realizza qualche anno dopo aver lasciato Milano, quando si trasferisce a Savognin. Adesso andremo a vedere la prossima tappa del suo percorso artistico, ed è un ritratto veramente straordinario. Questo personaggio, Vittore, è il ritratto seduto su questa sedia, tiene in mano, vedete che tiene in mano un oggetto, è un cornino acustico. Lui era sordo, non sentiva, quindi si aiutava con questo corno, e Segantini lo ritrae in ascolto di qualcosa o di qualcuno. A me piace pensare che stesse ascoltando lo stesso Segantini, stesse parlando con Segantini mentre Segantini lo dipingeva. E in questo dipinto, di fatto, Segantini ci restituisce tutta la profondità emotiva e psicologica di questo rapporto che ha avuto con Vittore, un rapporto che è stato fatto di fiducia, di affetto, ma anche di contrasti molto molto forti che a un certo punto porteranno i due a separarsi. Segantini abbandonerà Vittore e rimarrà legato al fratello Alberto e alla galleria, diciamo, di Alberto, continuando il suo percorso anche mercantile, che era comunque molto importante al tempo, come lo è oggi per gli artisti contemporanei. Come vi dicevo, la mostra è costruita proprio come un itinerario, un percorso cronologico geografico, per cui di fatto noi seguiamo l'artista nei suoi spostamenti. Ad ognuno di questi spostamenti di fatto corrisponde un importante cambiamento, uno scarto, diremmo, nella sua pittura, nella sua poetica e anche nella sua tecnica e nel suo stile. Siamo alla fine del 1880, Segantini decide di lasciare Milano, questa Milano che non ha mai amato, con cui ha avuto un rapporto piuttosto conflittuale, ma dove ha mosso i primi passi. Lascia Milano e si stabilisce in Brianza, a Caglio, assieme alla moglie Bice e al piccolissimo Gottardo, il primogenito. Ecco, a questo primo fondamentale trasferimento, come vi dicevo, corrisponde un cambiamento profondo nello stile e nella poetica del nostro artista. Infatti, in questo luogo rurale, la Brianza di allora era molto diversa dal paesaggio industrializzato che conosciamo oggi. Questo luogo rurale gli consente di vivere una dimensione creativa totalmente diversa da quella che aveva vissuto a Milano, più isolata e riflessiva, lontana dalle frenesie della città, a contatto con la natura,
una dimensione che di fatto si dimostrò particolarmente congeniale alla sua ricerca pittorica. In Brianza nascono alcune opere veramente magistrali, come questa che vedete, La raccolta dei bozzoli, no? Che è uno dei capolavori di questa fase. Allora proviamo ad osservare questo dipinto, vediamo che è una raffigurazione di una stanza, di una grande stanza, di un casale di campagna, un grande ambiente. Sullo sfondo c'è questa porta spalancata sul giardino, sull'aia, no? In questo ambiente caratterizzato da una forte penombra, questa porta aperta fa entrare, come già era stato nel dipinto del coro della chiesa di Sant'Antonio, è il punto del quadro a cui Segantini fa entrare questa luce forte, abbacinante, no? Che illumina le protagoniste del dipinto. Sono sulla sinistra, sono tre donne di età diversa, sono una donna anziana di spalle, una madre e una più giovane che vediamo in viso. Stanno svolgendo un lavoro domestico, stanno lavorando i bachi da sera che sono stati raccolti e stanno parlando come si faceva un tempo quando appunto si svolgevano i lavori domestici. In primo piano, più sulla destra, vedete che c'è un bambino con questa cuffietta, in primo piano, forse è proprio il piccolo Gottardo, il primogenito, che sta muovendo i passi, no? In questa specie di girello antelitteram fatto di vimini che lo aiuta a stare in piedi. Ecco, notiamo subito come la tavolozza del pittore si sia scurita, no? Sia diventata più cupa rispetto ai quadri milanesi. Anche le atmosfere di questi quadri si fanno più liriche, diventano talvolta crepuscolari, malinconiche. In mostra vedrete diversi quadri di questa fase, una fase in cui, grazie a Vittore Grubissy, lui sta studiando soprattutto la pittura europea della scuola dell'Aia, di quei maestri olandesi, Joseph Israels, faccio un nome fra tanti, che praticavano una pittura molto intimista, dedicata soprattutto ai soggetti domestici, contraddistinta da questi chiaroscuri molto forti, da questi luoghi ritratti in una penombra, una pittura molto meditativa, molto in pieno stile con quella che è diciamo, il sentire della scuola nordica. Ci sono alcune eccezioni in questo momento in questi dipinti, come la raccolta dei bozzoli, però sostanzialmente queste opere, le opere in questo periodo brianteo, sono focalizzate, il pittore si concentra di fatto sul rapporto tra uomo e natura. Un rapporto che è un rapporto ancestrale, un rapporto basato su regole, su convenzioni, su usanze, su credi che diventano per Segantini un soggetto da tradurre in pittura con un linguaggio poetico e struggente. Lo vediamo molto bene in questi due dipinti, sono due dipinti di una serie di 3 opere, 3 capolavori che lui realizza all'inizio degli anni, nella prima metà degli anni '80, che ritraggono il medesimo tema, 3 variazioni non sullo stesso soggetto. Una pastorella che avvicina il proprio bambino a questa croce posta su un sentiero di campagna, sono accompagnati dal loro gregge e vedete che la scena in questi due dipinti, uno è realizzato ad olio, l'altro sulla destra invece è realizzato a pastello, a gessetti e ad acquerello. Vedete che sono ritratti con intensità e gamme cromatiche diverse. Ecco, questo utilizzo, questa sperimentazione di gamme cromatiche differenti serve a Segantini per sperimentare di fatto la forza espressiva della luce e del colore. E in questi quadri di fatto non è tanto il soggetto in sé, questa donna col bambino che bacia la croce, ma è piuttosto il cielo, questo cielo sul fondo con questi bagliori, questi toni blu, arancio, che diventa protagonista della scena.
fu del resto la ricerca di territori incontaminati, di orizzonti, di cieli sempre più ampi e luminosi che spinge Segantini ad una vera e propria transumanza artistica, per definirla. È un irrequieto pellegrinaggio quello che Segantini fa già a partire dalla Brianza, che poi lo porterà in diversi luoghi, da Caglio a Pusiano a Carella. Tra l'altro un pellegrinaggio che era dovuto anche al fatto che doveva fuggire da alcuni creditori, perché Segantini era ovviamente un artista amante del bello, delle cose belle, nasce povero, inizia a guadagnare con la sua pittura, con la sua arte. Non appena guadagna qualcosa spende tutto quello che guadagna per circondarsi di oggetti, di opere d'arte, vive, diremmo, al di sopra delle sue possibilità. Ma comunque in questo pellegrinaggio di fatto Segantini non smette mai di sperimentare, ma non smette soprattutto mai di studiare e di aggiornarsi su quelle che erano le novità della pittura dei maestri a lui contemporanei. Ancora una volta questo è possibile grazie all'aiuto dell'amico Vittore Grubissy, che appunto gli fornisce, appunto, vi avevo detto, no, che lo prende sotto la sua ala, lo fa studiare, lo istruisce, gli fornisce libri e fotografie dei grandi maestri europei a lui contemporanei, gli fa scoprire le novità, no? L'attualità dell'arte. E se è proprio attraverso questi libri e queste fotografie che gli fornisce Grubissy che appunto Segantini scopre la pittura della scuola dell'Aia, che come vi ho detto prima ispira i quadri domestici come la raccolta dei bozzoli, ma soprattutto scopre le liriche visioni di uno dei più grandi pittori francesi dell'Ottocento, Jean-François Millet, che vedete qua sulla sinistra dello schermo. Ecco, una delle, diciamo, dei valori aggiunti di questa mostra, delle novità di questa mostra, è che appunto il tentativo è quello di farvi dimenticare il Segantini, genio isolato, quasi analfabeta, ignorante nel senso che ignorava ciò che gli accadeva intorno, per farvi vedere invece quanto questo artista fosse avveduto, fosse aggiornato, fosse consapevole e assieme a Vittore Grubissy costruisse il suo percorso d'artista parallelamente alla costruzione della sua immagine di artista sempre più di successo. Ecco un percorso che passa attraverso il confronto con la pittura, con il confronto con l'arte dei grandi pittori europei, prima di tutto Jean-François Millet, che portiamo in mostra con questo capolavoro del Musée d'Orsay che ci presta il Musée d'Orsay, La pastorella col suo gregge, un dipinto contemporaneo all'Angelus, quel famoso quadro che raffigura due contadini al tramonto, no? Che stanno pregando, e che aveva diciamo profondamente segnato la pittura, gli ambienti della pittura accademica, aprendo di fatto la strada alle dirompenti poetiche del realismo in pittura. Accanto al quadro di Millet potete vedere un quadro straordinario di Segantini che raramente viene esposto, quindi un'altra occasione di conoscenza di un'opera quasi inedita, potremmo dire. È un quadro di oltre 2 metri di altezza che si intitola Dopo il temporale. Capolavoro di questa fase in cui Segantini, come potete vedere da queste opere, si fa pittore delle ombre e dei tramonti, no? In questo crescendo di intensità lirica. Ecco, una particolarità, i quadri grandi come Dopo il temporale al tempo ancora erano destinati, dovete sapere che erano destinati prevalentemente ai soggetti della cosiddetta pittura, ai soggetti nobili, no, della pittura, ai soggetti di storia, i soggetti di mitologia, oppure si usavano per realizzare i grandi ritratti istituzionali, quelli dei reali, delle persone estremamente facoltose.
Segantini cosa fa? Utilizza questo formato monumentale invece per ritrarre una pastorella, una pastora con il suo gregge, mentre viene sorpresa da un violento temporale in aperta campagna. Guardate questa giovane che è raffigurata sotto questo cielo plumbeo, squarciato all'orizzonte da una luce che annuncia la fine del maltempo, e con questo sapiente gioco di luci e di chiari e di scuri il pittore bagna questo prato, riverbera su questo prato dei veri e propri riflessi argentati, no? Si ha proprio la sensazione di avere davanti agli occhi un prato bagnato. Allo stesso modo riesce a far scintillare e brillare il vello degli ovini. È un brano di pittura a dir poco sublime e possiamo capire guardandolo e guardandolo accanto al dipinto di Millet come mai la stampa francese paragonò Segantini a Millet e addirittura qualcuno lo definì anche il Millet delle Alpi. Perché? Perché proprio come Millet, come il pittore francese, Segantini di fatto riuscì a rendere epica la vita più umile, la vita dei contadini, dei pastori, e lo fece con una rara intensità di sentimento, ma soprattutto anche con l'intento di celebrare la comunione tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e il creato. Un altro dei confronti salienti di questa mostra, inedito, perché comunque la pittura di Segantini non è mai stata posta in confronto con questi artisti, è il confronto con l'opera di Vincent van Gogh. Qui lo vediamo con una raffigurazione di un soggetto iconico di questi anni, il seminatore. In mostra troverete, qui vedete solo due immagini, ma in mostra troverete una serie di più opere su questo soggetto del seminatore, che fu un soggetto nello scorcio, alla fine dell'Ottocento, veramente molto importante. Talmente importante che sembra incredibile che un soggetto così umile, semplice e popolare, stiamo parlando di un contadino che sta ritratto con il braccio alzato nell'atto di seminare in un campo arato davanti a un cielo, al tramonto vedete che è più chiaro sul fondale, possa essere diventato una sorta di icona universale, e così è stato effettivamente. Addirittura venne utilizzato per illustrare un manifesto socialista in quegli anni. Questo soggetto era stato inventato da Millet, lo vediamo nell'immagine a sinistra, alla metà dell'Ottocento, ed è stato ripreso negli anni Ottanta da tantissimi artisti che di fatto avevano conosciuto questa immagine attraverso la circolazione delle stampe, no? E ne avevano ripreso il motivo, ognuno declinandolo col proprio stile, con la propria poetica. Grazie anche a tutte queste ripetizioni ovviamente divenne un quadro, un soggetto molto iconico. È un po' quello che succede con i brani musicali quando diventano famosi e vengono reinterpretati dai cantanti con le cosiddette cover. Ecco, tra gli artisti che riprendono il soggetto del seminatore ci fu anche Van Gogh, e a seguire, anche sulla scia di questa interpretazione così forte, così drammatica, no, del pittore olandese, vibrante, espressiva, anche Segantini ne dette una sua interpretazione, lo portò dentro la sua pittura. La fase briantea si conclude con una delle pitture più celebri di tutto l'Ottocento. È un quadro magico, è un quadro dall'atmosfera sospesa, ed è il capolavoro che, come vi dicevo, chiude fulgidamente questa fase di Segantini, e annuncia di fatto la fase briantea, e annuncia di fatto le conquiste, le nuove conquiste del nostro pittore.
Questo è un dipinto che è talmente famoso, la direttrice del Museo di St. Moritz, con il quale abbiamo realizzato questa mostra, anche questa mostra nasce da una collaborazione principalmente con i due musei segantini, quello di Arco, che è la città natale, e quello di St. Moritz, che è il luogo, diciamo, che conserva i grandi capolavori della maturità. E proprio grazie appunto a questi due musei prima di tutto e poi agli altri che hanno prestato a loro volta le loro opere è stato possibile realizzare una retrospettiva veramente completa. Come vi dicevo, la direttrice del Museo di St. Moritz mi ha detto un giorno che questo praticamente è come se fosse la loro Gioconda, cioè che i visitatori a St. Moritz vanno per vedere solo questo quadro. E infatti è un quadro che lascia veramente raramente il museo e sarà un'occasione poterlo vedere a Bassano. Resterà non per tutta la durata della mostra, per metà della mostra, proprio perché poi dovrà fare ritorno a St. Moritz, ma verrà sostituito da un documentario molto molto importante perché su questo quadro e su altri quadri che sono esposti in mostra, durante la preparazione di questo progetto abbiamo fatto delle indagini scientifiche non invasive che ci hanno permesso di fare delle scoperte veramente importanti. Ora io non ve le voglio svelare tutte perché veramente mi auguro che veniate a vedere la mostra, tutto sarà ampiamente spiegato anche nel catalogo. Ecco, quando il dipinto dovrà lasciare Bassano sarà sostituito da questo filmato, questo documentario che ci svelerà veramente novità molto importanti su questo capolavoro, che è un'opera chiave del percorso di Segantini. Però torniamo un attimo a questa opera. Ecco, è un'opera, come vedete, magnetica, quasi ipnotica, è un'opera che è pervasa da una sorta di aura di laica sacralità. È un sentimento di amore universale, potremmo dirlo. C'è questa giovane donna su una barca, tiene in braccio il suo bambino, è circondata da pecore ed agnelli. Guardandolo viene da domandarsi se quello che stiamo vedendo è una contadina con il suo piccolo o una Madonna col bambino. Il trasbordo è il trasbordo di una famiglia di pastori, padre, madre e figlioletto, che stanno attraversando questo lago con il loro gregge a bordo di questa piccola imbarcazione. L'Ave Maria invece fa riferimento al momento della giornata, perché l'Ave Maria è quella sonata che viene intonata alle 6 del pomeriggio a conclusione della giornata e la possiamo quasi udire se guardiamo sul fondo all'orizzonte quel piccolo paesino e sul profilo, no, dell'orizzonte vediamo spuntare la sagoma di questa chiesa con questo campanile che svetta. Possiamo avere quasi la sensazione di udire questa Ave Maria che risuona in lontananza sulla sponda del lago. Il sole sta per tramontare e c'è questa luce calda e dorata che inonda tutto lo spazio del dipinto, tutto lo spazio davanti a noi. È irradiata dai riflessi sull'acqua, l'acqua che sapientemente Segantini, no, dipinge questi cerchi dell'acqua, no, che servono ad amplificare l'effetto della luce che si irradia, è riflessa dal manto delle pecore con questi bianchi bellissimi. Le indagini ci hanno fatto scoprire la quantità e la diversità dei bianchi che lui utilizza, ed è irradiata da queste linee concentriche con cui lui disegna, no, la luce nel cielo, in questo cielo limpido di questo tardo pomeriggio. Ecco, Segantini in questo quadro e poi in altri che verranno dopo di fatto utilizza il mezzo pittorico fatto di disegno e di colore come se fosse uno strumento musicale e riesce ad evocare in noi suggestioni ed emozioni fortissime.
Quello che abbiamo scoperto con queste indagini è che Segantini dipinge quest'opera 2 volte, la prima volta nel 1882, ma con una tecnica ancora legata alla sua prima fase, quindi con dei colori più pastosi, dai toni più scuri, e poi nuovamente la dipinge a 4 anni di distanza, nel 1886, modificando sensibilmente la composizione. In mostra saranno esposti anche 2 disegni che faranno vedere le varie versioni dell'opera, però non è tanto nella composizione che la varia quanto più la modifica nel modo di dipingere, nel modo di stendere il colore, iniziando ad applicare le novità del puntinismo, del post-impressionismo, ancora una volta che gli aveva fatto conoscere Vittore. Il puntinismo era la tecnica praticata da Georges Seurat e dai neo-impressionisti, che affiancava direttamente sulla tela i colori puri invece di modificarli prima sulla tavolozza. Ecco, il 1886 è una data fatidica, la data in cui l'arte di Segantini sta annunciando la svolta divisionista, e lui, Segante come lo chiamavano gli amici e la compagna, decide di salire più in alto, di andare alla ricerca di una luce più intensa e più pura, e si trasferisce sulle Alpi svizzere, a Savognin. Savognin è un altro momento cruciale di svolta, ci accoglierà in questa sezione questo dipinto che vedete qui, che raffigura delle pecore in una mangiatoia, alla mangiatoia dentro a una stalla, dalla quale oltre lo steccato possiamo vedere il paesaggio, no? Con lo svolgersi del lavoro nei campi. È un quadro di una modernità disarmante, è privo di cielo ed è privo anche della presenza umana, o per meglio dire la presenza umana nel dipinto, al di là delle piccole contadine che sono talmente piccole da sembrare impercettibili, è la nostra. Cioè Segantini ci porta all'interno del quadro, ci pone all'interno della stalla, ci colloca alle spalle degli animali, ci impone di guardare fuori dal buio verso la luce che si riverbera sul prato. E tutto il quadro è costruito su queste fasce orizzontali enfatizzate dallo steccato, ed è un vero e proprio tour de force luministico. Il trasferimento a Savognin, come vi dicevo, segna il cantone dei Grigioni nel 1886, dà avvio a una vera e propria rivoluzione nella pittura, della pittura dei Segantini, che da questo momento in avanti si contraddistingue per questa crescente e sempre più determinata ricerca di effetti di brillantezza e luminosità. Andiamo a vedere qualche altra opera e cerchiamo di capire come l'incontro con questo orizzonte di luce e di colori profondamente diverso da quello della Brianza imprima in Segantini questo cambiamento, nella pittura di Segantini, questo cambiamento così straordinario. Segantini stesso che ci dice, scrive nelle lettere: qui a Savognin il mio spirito si riempiva di una grande gioia, gli occhi si estasiavano nell'azzurro del cielo, nel verde tenero dei pascoli, e guardavo le superbe catene dei monti con la speranza di conquistarle. Incominciando a tenere il calcolo del colore come bellezza armonica, presi a studiare quadri di animali, essendo il paese molto dedito alla pastorizia. Allora, Segantini qui inizia fattivamente ad applicare metodicamente la tecnica della divisione dei colori. Aveva capito che se li mescolava prima sulla tavolozza perdevano di intensità, e così inizia ad applicarli direttamente puri sulla tela, seguendo le teorie di ottica, gli studi di ottica e le teorie appunto della divisione del colore, e creando così il suo personale stile che lui stesso definisce quel misterioso divisionismo dei colori. Si tratta di una calligrafia fatta di piccoli tratti, lo vedete in questo bellissimo dipinto, e che lui poi dopo usa anche nei disegni, e che di fatto fa apparire questi dipinti come se fossero quasi dei mosaici, dei tessuti, degli arazzi, no? Brillantissimi. E dipinti come questo, con l'Alpe di Maggio, è uno dei più belli di questa fase,
Tra l'altro c'è il tema della maternità, perché c'è la capretta con il suo piccolo che sta allattando, e di fatto abbaglia letteralmente il nostro occhio, ed è fatto di queste vibranti screziature sul prato, dove addirittura lui, grazie a questo uso dei colori puri, riesce a far riflettere anche l'azzurro del cielo, a farci quasi respirare l'aria, no, frizzantina di una mattina di maggio ad alta quota. Altre opere realizzate in questo periodo sono realizzate proprio con la tecnica sì dell'affiancamento dei colori complementari, ma scelti e armonizzati ora come per accordi cromatici. È lo stesso Segantini che lo dice, proprio come se fossero delle vere e proprie partiture musicali. Emblematico è questo dipinto, è un dipinto monumentale, di nuovo siamo davanti a una tela di oltre 2 metri di larghezza, su cui è ritratta questa vacca giogata, questa figura di spalle, no? È un grande fregio sulla vita quotidiana, che celebra la quotidianità della vita in montagna. Sullo sfondo ci sono le case di Savognino e uno scorcio dei pascoli che lo circondano, che circondano il paese. Lo stesso Segantini lo intitola Sole d'autunno, ed è infatti il ritratto di una giornata di fine settembre, no? Con questa partitura cromatica fatta di aranci, marroni e bianchi a cui fanno da contrappunto i toni del grigio, del blu e del verde, no? Quelli più freddi. Tutto serve ad evocare il tiepido sole di fine settembre. Probabilmente quest'opera faceva parte di una serie, di uno studio che lui stava portando avanti in questo momento, quindi tassello di un più articolato studio sulla luce nelle diverse stagioni dell'anno. Infatti a questo dipinto, a Sole d'autunno, abbiamo affiancato allo sciogliersi delle nevi, capolavoro che viene da St. Moritz, e che ritrae il frangente dell'anno in cui la natura si sta risvegliando, si risveglia al primo disgelo delle nevi, no? Allo sciogliersi delle nevi. Questi dipinti, per quanto luminosi, però vedete che la pennellata è divisa, ma non è ancora la pennellata del compimento del suo stile cosiddetto divisionista. Lo sarà di lì a poco, 3-4 anni più tardi, rappresentato da un altro capolavoro di questa fase che vedete all'ovile. È sera, siamo appunto in un ovile, c'è una giovane pastorella che è addormentata, vicino a lei sulla destra vedete che c'è una culla dove dorme il suo bambino. La stanza è illuminata solamente dalla luce di questa lampada d'olio che è appesa al palo del recinto che contiene gli animali. E sembra davvero che la luce sprigionata da questa lampada stia illuminando, si stia irradiando e illumini tutta la stanza, illumini le persone, gli animali e gli oggetti. Allora io adesso vi faccio vedere un ingrandimento e vediamo come, sebbene i soggetti siano analoghi ai soggetti della fase briantea, no? Quindi questi pastori, questi contadini, di fatto c'è uno scarto nella tecnica veramente importante. La differenza è proprio nel modo di dipingere. Vedete che questa pennellata diventa sempre più allungata. I pigmenti vengono dati a pennellate sempre più sottili, sono diventate quasi dei filamenti. Tra ognuna di queste pennellate, che erano pennellate di colore puro, al colore principale Segantini affiancava i colori complementari, perché la teoria ottica diceva che se si affiancavano colori complementari si aumentava la luminosità del dipinto, e però Segantini tra una pennellata e l'altra lascia uno spazio in cui inserisce degli elementi singolari, inserisce dei metalli, oro e argento, così da conferire ulteriore luminosità al dipinto. È questo che lo porterà appunto a dare una luminosità senza uguali ai suoi dipinti, a
forgiare questo famoso stile divisionista, no? Che ha tanto profondamente influenzato poi anche altri movimenti artistici successivi. Poi lavorava come un musicista, quindi variazioni sullo stesso soggetto, sullo stesso tema, per appunto diciamo evocare i sentimenti provati. L'Ora Mesta è uno dei soggetti più celebri, abbiamo la fortuna di esporre 2 delle 3 versioni affiancate, questa contadina con un braciere in campagna, ma di nuovo il vero soggetto del dipinto è il tramonto. Segantini stesso scrive che voleva con questi dipinti riversare sulla tela i sentimenti che lui provava, specialmente nelle ore della sera dopo il tramonto, quando l'animo è predisposto a soavi malinconie. Il tramonto è protagonista anche di questo capolavoro, Il ritorno dal bosco, dipinto che ritrae questa donna che sta facendo ritorno a casa e che sta trasportando la legna che ha appena raccolto sopra la slitta. Sta tornando verso il paese, lo vedete adagiato sotto le montagne, queste montagne innevate su cui vedete che stanno scintillando i fiocchi bagliori dell'ultimo sole della giornata. Anche qua, se vi avvicinerete al dipinto, vedrete come con questa tecnica a pennellate filamentose, l'inserimento dell'oro e dell'argento, questo quadro straordinario emana una luminosità assoluta. Ecco, questo capolavoro che è ad un tempo maestoso e intimo, realistico e allegorico, un quadro che è solenne ed è pervaso da un suggestivo silenzio, è un quadro che annuncia gli ultimi capolavori, i capolavori degli ultimi anni e l'ultimo definitivo spostamento di Segantini ancora più in alto sulle vette dell'Engadina a Maloja, da Savognina a Maloja. È l'ultima sezione della mostra, quella che ci farà vedere i capolavori e le grandi visioni simboliste. Qui Segantini si trasferisce nel 1894, qui ogni cosa, nella pittura di Segantini, come scrive Nino Barbantini, ogni cosa, ogni suono, il gesto di ogni creatura, il colore di ogni ora acquisiva agli occhi del nostro artista il proprio senso originale e una santità primordiale. Questo quadro emblematico ci fa capire come la tecnica divisionista per Segantini sia diventata un mezzo per tradurre, per trasfigurare l'elemento naturale in una visione simbolica, carica cioè di significati che travalicano il tempo e il soggetto ritratto. Di fatto la pittura è per lui come la parola per un poeta, come la nota per un musicista, ovvero il mezzo per esprimere un'idea. La tecnica gli serve per coniare il suo simbolismo naturalista e realizzare un'immagine, trasfigurare un'immagine della natura che non è più reale, solo apparentemente reale, ma diventa adesso eterna e sacrale. Lo vediamo in opere, mi avvio così verso la conclusione con gli ultimi capolavori, in opere che sono armonie di forme, di linee, di colori e di suoni. Sono opere che registrano un nuovo, decisivo e ultimo cambiamento nello stile e nei contenuti di Segantini. La natura, da lui tanto amata e tanto studiata, non è più sufficiente a riempire di significato l'opera, ma diventa un tramite, no? Il paesaggio è uno scenario in cui ambientare temi letterari e simbolici, un mezzo per trasmettere valori e concetti più alti e più profondi. Dal punto di vista stilistico notiamo come Segantini abbandoni questo stile realista e proceda verso una progressiva stilizzazione delle figure e un'enfatizzazione degli elementi decorativi. Vedete com'è questo albero, no? Che ricorda un po' le stampe giapponesi. Tutto questo serve a dare un'aura di laica spiritualità alle sue opere. Alcuni temi sono ricorrenti, il tema della maternità che abbiamo già visto nell'Ave Maria a trasbordo, all'ovile,
sono ricorrenti nella sua pittura. Il tema della maternità, il rapporto tra madre e figlio, per lui che era rimasto orfano molto quando era ancora bambino, è un tema appunto costante, no? Autobiografico, però il pittore lo tratta non come una ripetizione, ma bensì adesso come una più profonda riflessione sul miracolo della generazione della vita, sul suo perpetuarsi, no? E tutto è racchiuso nell'abbraccio di queste due figure, della madre e del bambino. Su questo, un altro dei più celebri soggetti di quest'ultima fase è l'amore alla fonte della vita. È un soggetto che lui realizza più volte su supporti e con tecniche differenti, pittura ad olio, disegno, incisione, acquerello, e anche un bellissimo dipinto su questo enorme ventaglio di seta. Il fulcro del dipinto è quella coppia di figure vestite di bianco che vedete al centro. È l'abbraccio di questi due giovani che incedono verso il primo piano. Sulla sinistra c'è un angelo con queste grandi ali spiegate, è seduto vicino a una fonte, appunto la fonte della vita, e vigila e protegge l'unione da cui germoglierà il tutto. Quindi ogni elemento della composizione è decorativo e questo dipinto è contraddistinto da questa forte stilizzazione che, come vi dicevo, serve a rendere, diciamo, ad elevare, no, il dipinto da una dimensione reale a una dimensione ideale. E possiamo capire, con queste opere, possiamo capire come Segantini abbia potuto ispirare artisti come quelli della secessione viennese, pensiamo prima di tutto a Gustav Klimt, ma anche gli artisti delle avanguardie europee. Ma concludo facendovi vedere forse il quadro più celebre di questa ultima fase, la vanità, anche questa proveniente dalla Kunsthaus di Zurigo, che ritrae questa bellissima giovane donna nuda che si sta specchiando in questa sorgente di alta montagna, una sorgente che sembra apparentemente limpida e pura, ma che nasconde l'insidia, quel mostro marino, quella specie di drago serpente che vedete affiorare dalla fonte. È lo stesso Segantini che lo descrive nelle sue lettere, facendoci entrare, trasportandoci dentro l'opera e facendocene capire il senso. Ora, scrive Segantini, riprenderò la mia tela raffigurante la vanità e l'invidia. È di piccole dimensioni, scrive a un amico critico, ma la considero la mia opera più importante fino ad oggi. Quando volli rappresentare la sorgente di tutti i mali, io dipinsi la vanità. Segantini sta riflettendo e induce noi a riflettere sul lato oscuro delle passioni umane, e lo fa attraverso un'immagine che ci rapisce per la sua bellezza e per il suo fascino, ma nella quale il pittore trasfigura il dato reale, una donna, un paesaggio incontaminato, una fonte di alta quota, tutto studiato dal vero. Lui era un alpinista, andava in montagna con la tela, con i pennelli, e dipingeva dal vero, per renderlo sublime espressione poetica di un significato altro. Lo vediamo qua, Segantini, che muore a soli 41 anni, a 3000 metri di altitudine, dove si era recato a dipingere l'ultimo capolavoro, il grande trittico della natura, che è questo appunto insieme di 3 grandissimi quadri che non lasciano mai St. Moritz. Viene colpito da una peritonite, è da solo a 3000 metri di altitudine e diciamo così un problema che sarebbe stato curato se fosse potuto andare in ospedale o farsi visitare da un medico, lo coglie solitario in montagna e se ne va a soli 41 anni. In questi 20 anni, in questa brevissima ma intensissima carriera, di fatto Segantini brucia tutte le tappe della pittura dell'Ottocento e ci spalanca le porte alla pittura del secolo successivo, alla pittura delle avanguardie, ed è anche questo il motivo per cui lo rappresentiamo con un allestimento estremamente contemporaneo,
che cerca di toglierlo dall'immagine ottocentesca per far capire, focalizzando l'attenzione del visitatore sui soli quadri, far capire la portata modernissima della sua pittura. Questo è l'ultimo autoritratto che lui dipinge poco prima di morire, ed è però il primo quadro che troverete in mostra. Sarà Segantini stesso ad accogliervi con questo sguardo ispirato, un Segantini che sembra un profeta, no? E il Segantini che si è fatto leggenda e che a soli 41 anni è diventato il più importante pittore del suo tempo. Grazie.